Il titolo del convegno di oggi, appunto, "C'è tutto un mondo intorno", sottolinea la necessità di guardare oltre il sintomo. Quanto è importante farlo? C'è tutto il mondo intorno, vuol dire che la patologia in sé, il disturbo alimentare, non ha nulla a che fare con il cibo, ma con quanto c'è intorno al cibo, quindi relazioni, amicizie, sentimenti, emozioni. Da sempre chi si occupa di disturbi alimentari sa che bisogna guardare oltre il sipario, che è quello del sintomo del comportamento del paziente. Oltre il sipario significa il mondo da cui viene quel paziente, la sua storia, la sua famiglia, la sua infanzia, ma anche il mondo in cui vive. Quindi i gruppi che frequenta, i social, la scuola, la vita che frequenta. Allora bisogna guardare tutto a 360 gradi per capire perché nasce il problema, perché si mantiene e soprattutto per trovare proprio in questa rete, in questo mondo intorno, le risorse, le giuste alleanze, soprattutto con la famiglia, per trattare i problemi. Siamo arrivati alla 15ª giornata nazionale della sensibilizzazione per i disturbi alimentari. Quanto si è riuscito a fare negli anni e quanto invece ancora bisogna fare? Qualcosa è stato fatto, tanto rimane ancora da fare. Noi con questo evento cerchiamo di accendere una scintilla, dico sempre, nei giovani. Infatti ci siamo rivolti molto al mondo universitario, sono presenti studenti di varie facoltà che possono essere interessati a questo tipo di cura e quindi il nostro intento è quello di cercare di aumentare l'interesse per questa patologia che purtroppo ha numeri sempre più alti e per cui ci occorrono team multidisciplinari esperti. C'è bisogno che questo personale venga formato adeguatamente e che si diffonda appunto questa cultura del lavorare assieme, cioè eliminare l'io per sostituirlo col noi, e in questo noi devono essere inclusi anche i nostri pazienti. Dobbiamo fare ancora tanto perché purtroppo ci sono tante patologie dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che sono sommersi e che non è facile far venire fuori, quindi campagne come queste, giornate come queste servono per aiutare la sensibilizzazione di tutta la popolazione. È molto importante chiedere aiuto perché, come dice un detto orientale, se non lanciamo i dadi non possiamo iniziare a muoverci nel tabellone del gioco e quindi se vogliamo iniziare un processo di cambiamento insieme ai nostri pazienti, i dadi bisogna in qualche modo lanciarli. Questo evento di oggi è un lancio di dadi e speriamo che possa provocare dei cambiamenti importanti anche nelle persone che ci ascolteranno oggi.